di emozione, siete tanti, non sono abituata. Io volevo fare un po' il punto della situazione omofobia, così dallo scorso anno a oggi, dalla scorsa manifestazione. Nel mondo è successo che negli Stati Uniti il presidente Obama ha equiparato la lotta per i diritti di gay e lesbiche a quelli di liberazione degli afroamericani e delle femministe. In Inghilterra ci sono i matrimoni per gay e lesbiche, in Francia addirittura le adozioni oltre ai matrimoni, che hanno scatenato un putiferio, e in Italia siamo a niente. Questo è quello che abbiamo. Ci hanno usato ripetutamente nella campagna elettorale per portarci dalla loro parte i vari. Poi insomma sappiamo com'è andata, non abbiamo un governo realmente eletto dal popolo e quindi questa è la situazione. Noi ribadiamo il concetto che per arrivare ai diritti e alla piena cittadinanza abbiamo bisogno dell'estensione della legge Mancino per il reato di omofobia, abbiamo diritto come tutti i cittadini al matrimonio e alle unioni civili per gay e lesbiche. E infine una vera lotta all'omofobia si fa con l'educazione e il rispetto delle diversità, cosa che veramente ci capita di vedere in maniera sporadica per iniziative di pochi rappresentanti delle scuole e dell'educazione. Questo è un impegno che dobbiamo noi tutti i giorni portare avanti per liberarci di questo e essere considerati cittadini come gli altri. Grazie a tutti, io vi lascio perché non c'è tanto tempo. Ciao.